3, bentornati dal Palafranchetti con il campionato di C1 Regione Veneto. Qui in cabina di regia da Udino Baggio per Roblox, il master fenice dei giovanissimi intraprendenti di Mister Landi ospita l'Atletico Conegliano, reduce da una gran vittoria interna contro il Montello. Vicino da Gheno, taglio anche di Favaro. Palla invece al numero 17, Imamovic che ci prova. Il tocco, Imamovic, c'è Ziberi per l'appoggio, tenta un dribbling di troppo e favorisce il tu per tu di Schiavinato che da fuori area calcia sul primo palo, la tocca Sponga ma non basta e quindi si insacca questo pallone. 1-0 per la squadra di Mister Landi. E per far vedere ai vostri amici nei social il vostro valore, ma anche per dimostrare il vostro valore, sono disponibili grazie a Roblox le mix card. Trovate tutte le informazioni nel link in descrizione. Ziberi nel frattempo serve a Finato che si gira, la palla esce di pochissimo. Cappelletto può andare dall'altra parte per il numero 10 Ziberi, ci prova ma sbaglia tutto perché Schiavinato arriva per primo sul pallone. Sponga ci prova Raschini ma gliela porta via il capitano in maglia 13 Finato fa andare il compagno De Piccoli con la punta due volte. De Piccoli Franzoi mette giù, Franzoi tunnel, se ne va, c'è anche Bergamo dentro, Franzoi scalciato e il fischio il direttore. Va via Schiavinato, il fischio del direttore di gara, parte il numero 11! Palo! Golasso di Alessandro Guariento! Può solo guardarla entrare in porta Giovanni Sponga, 2-0 Mestre Fenice. Ziberi di fronte a Franzoi, trova a spalla alla porta Imamovic che serve, De Piccoli che ha spazio, ci mette la mano Stefanuto. De Piccoli, lui Imamovic si accentra, poi lo scarico per Ziberi, dal numero 17 Imamovic che poi si gira, va sul mancino. Cappelletto, De Piccoli si accentra, Gheno di prima per Imamovic che si crea lo spazio e conclude col mancino. Lo schema, arrivando anche Favaro dall'altra parte, Gheno suggerisce ai compagni di andare dentro, poi lo scarico per il numero 17 Imamovic, una dinamica simile al gol che aveva aperto le danze di Schiavinato, quello di Imamovic, la conclusione la tocca Stefanuto, poi la palla si insacca, accorcia le distanze, lascia Ziberi, Favaro in sovrapposizione, c'è anche Gheno, Ziberi danza sul pallone in mezzo a tre, la scivolata, poi Gheno, il diagonale uscita. Stefanuto vede e premia lo scatto di Bellu che va al volo, Sponga con il riflesso. Ziberi, il fischio, Gheno, Imamovic fuori, servito il numero 17 che poi chiude troppo il... Finato mantiene il possesso, sulla posizione Cappelletto, Finato al duello, arriva il fischio e quindi sulla linea di porta, si stacca leggermente. Parte Imamovic con la rincorsa lenta, Favaro! Pareggia l'Atletico Conegliano con il numero 8 Lorenzo Favaro, quasi spalla alla porta, va a lottare con il fisico Finato, ancora il capitano che si rialza, poi con il tacco la tocca per Favaro, grande uscita di Stefanuto, leggero contromovimento di Guariento, lungo a cercare Bergamo, buca Sponga e Bergamo ne approfitta, rimbalza sul palo e a porta vuota deve solo appoggiarla dentro. 3-2 Mestre Fenice, nuovamente in vantaggio con il numero 6 Alvise Bergamo. Sponga, Favaro, scende anche Gheno, Favaro va in profondità da Finato si gira, non scende in tempo Stefanuto e quindi l'Atletico Conegliano la rimette in sesto con il suo capitano Betteno. Pressato da Favaro, l'esterno lascia Franceschini vince un rimpallo, poi si accentra, Franceschini ci mette il piede, Bergamo, Guariento in profondità, gli suggerisce il movimento, Guariento ancora di tacco da Bergamo di punta, vicino al vantaggio il maestro, Bergamo, Cappelletto su di lui, ci prova Bergamo, vince il rimpallo, ne vince un altro su Imamovic, va al Vise, Bergamo col mancino, salva i suoi Sponga, Cappelletto, controllo non precisissimo, mantiene il possesso, Finato di suola, Finato si gira, Favaro a sinistra da Finato, servito invece il numero 8, Favaro dentro, chiude bene la difesa in maglia bianca, poi sbaglia in uscita e Finato si fa ipnotizzare. Stefanuto la tiene salda, rimane alto il Conegliano, Stefanuto va lungo dal capitano, il controllo, Franzoi di tacco, Guariento! 1 secondo e 9 al termine, una partita infinita, di nuovo in vantaggio il Mestre Fenice con Alessandro Guariento, esplode il Palafranchetti, ultima occasione, ci prova Finato, la tira addosso al muro e quindi finisce qui. Una sfida incredibile al Palafranchetti, a spuntarla il Mestre Fenice di Mister Landi Gabriele, doppietta di Alessandro Guariento, il gol nel finale a 1 secondo e 9 dal termine, a consegnare i 3 punti alla squadra di Mestre.